Buonasera a tutti ragazzi, stasera girando per il web, come faccio sempre, ho trovato un video davvero pauroso. In effetti questo video è stato pubblicato in lingua araba, quindi sicuramente è stato girato in qualche edificio abbandonato, penso in qualche paese arabo. Quindi diciamo che è piuttosto spaventoso. Sicuramente, come ho detto, è girato in un edificio dove non è specificato, ragazzi, però chiaramente abbandonato in un paese di lingua araba. Dalla manifestazione di questo poltergeist, perlomeno così si vede nel video, che è uno spirito chiassoso, diciamo così, si vede prima una tenda oscillante, quindi diciamo che l'autore, che è uno che secondo me va a cercare, come si dice, il pelo nell'uovo, entra nella stanza e qualcosa inizia a tirare la porta chiusa da dietro. In effetti si vede proprio la porta, proprio però lui non appena apre questa porta non ci sta nulla, ragazzi, dietro, quindi vediamo che in questa stanza non ci sta nulla, tranne spazzatura per terra un po' dappertutto. Quindi poi qualcosa gli lancia un barattolo, si vede nel video che poi io metterò nei commenti, ragazzi, poi lo guarderete anche voi. Questo spirito, come lo chiamo chiamare, gli lanciano un barattolo vuoto a lui. Dopodiché, ciao Ariel, questo qui spaventato corre un po' indietro davanti ai nostri occhi, quindi qualcos'altro gli lancia un altro barattolo e quindi entra di nuovo in questa stanza dove non c'è nessuno, ragazzi. Quindi diciamo che nella stessa stanza qualcosa gli butta una sedia appresso, quindi scappa dalla stanza. Durante la registrazione di questo video, ragazzi, se la voce si sente che è spaventata da queste varie manifestazioni di questo spirito, diciamo così, deve essere per forza un poltergeist. E si vede nel video che questo prega, anche se giustamente lui fa la preghiera islamica, il Bismillahirrahmanirrahim, che significa nel nome di Allah il misericordioso, quindi lo fa diciamo, in Islam, nella sua religione, quindi diciamo che fa una preghiera contro questa forza, diciamo, che non riesce a capire da dove arriva. Quindi, secondo tutti quelli che hanno commentato, questo video è di una persona di nome Halla Ghanem, che avrebbe un canale anche di YouTube. Quindi diciamo che il video è originale, quindi non ci sono manipolazioni né nulla ed è molto inquietante. Quindi ragazzi, guardatelo, poi dite voi la vostra. Quindi in effetti si vede. Sì, no, ho visto il video, guarda, quindi l'ho voluto raccontare proprio di persona. Di solito lo faccio con la scritta, stavolta l'ho raccontato io di persona, perché ti devo dire la verità, non fa proprio paura, però sa, come ho iniziato a guardare il video, questo girava per questo edificio abbandonato e all'improvviso, sa, quando tipo esorcista, la porta che è chiusa con un lucchetto appoggiato, diciamo incomincia a sbattere fortemente da solo. Lui, nonostante ciò, va vicino, toglie il. Sì, sì, un islamico che fa un esorcismo, sì, sì, no, fa una preghiera in effetti, non un esorcismo, in effetti lui prega Allah, diciamo, Allah il misericordioso, quindi è una preghiera islamica in effetti, non un esorcismo vero e proprio, quindi è strano, ma i poltergeist non esistono solo forse nel mondo cattolico, quindi diciamo che questa è una preghiera islamica, quindi anche lì ci sono forse questi poltergeist, da come si vede questo video, che ripeto in lingua araba, ragazzi, quindi però vedete che questo vuole andare, però tiene paura, quindi si trattiene e poi va avanti, quindi comunque alla fine cammina in questo edificio e gli succedono di tutti i colori, ci arriva un secchio appresso, poi arriva un altro secchio appresso, poi questa porta che, ripeto, ci batte forte. Quindi se ci stava qualcuno dietro la porta, come ho pensato pure io, ragazzi,
Quando lui apre e la porta tentenna, si doveva vedere l'altra persona, invece non ci sta nulla in giro. Poi la stanza si vede abbastanza chiara, quindi improvvisamente si alzano i secchi e ti arrivano addosso, quindi diciamo che non può essere un falso per dire che l'hanno fatto di proposito, quindi è un video molto strano, ma purtroppo l'ho visto, quindi dopo nei commenti lo metto il link, è in lingua araba, vabbè, ma qua dovete guardare, quindi poi quando incomincerà a fare la preghiera in lingua araba ve ne rendete conto, no? Quindi in effetti prega il Dio suo, diciamo, quindi prega Allah, però si capisce che sta pregando, quindi ha paura di questa cosa che, ripeto, una manifestazione alquanto strana, quindi secchi che volano, porte che si sbattono, sedie che ti arrivano. Sì, sì, ma indipendentemente da che religione sei, non credo che un poltergeist, uno spirito, un fantasma, o che cosa sia, va a vedere se tu sei cattolico oppure sei protestante oppure ebraico. Ciao avvocatella, questo video te lo devi vedere, questo è un bel poltergeist che fa tremare, diciamo, una persona, diciamo, islamica in effetti, perché lui prega il suo Allah che lo aiuti in questa, diciamo, in questo fantasma che ha preso, quindi anche se è vero che lui se le va a cercare, anche perché secondo la fonte questo ragazzo va, anche lui, sa, va a vedere queste cose soprannaturali. No, ma lui lo fa per fare, diciamo, lo fa per passione, quindi anche lui, come tanti ce ne stanno in Italia, in America, fanno ste cose perché, diciamo, lo fanno per passione vera e propria. Quindi questo qua è andato in questo edificio abbandonato a girare per vedere se sentiva qualche voce, sa, se sentiva qualche manifestazione, invece in questo video è successo di tutto a questo, secchi che volavano, porte che ballavano, ci è arrivato un sacco di roba appresso proprio. Collezioni francobolli, no, questo colleziona fantasmi al massimo questo. Comunque è un video, si vede che è amatoriale perché quando lo andrete a vedere si vede che è girato proprio manuale, di come ti dire, a livello così giusto giusto, quindi da un cellulare. Vabbè, non dappertutto no, ci saranno case particolari, luoghi particolari, diciamo. No, va a finire che in effetti termina il video, se ne va a finale, non finisce che ha paura, a finale si mette a pregare e va via, quindi a finale se ne va, questo è il discorso, non rimane più là. Quindi una volta finito il video se ne va, così sta scritto perlomeno in descrizione, quindi diciamo che l'ho dovuto tradurre dall'arabo. Quindi però grazie un po' al traduttore, grazie un po' a qualche amico, quindi sono riuscito a tradurlo più o meno quello che potevo di più. Diciamo, a finale ho amici che sono arabi, quindi gli ho mandato qualche frase su WhatsApp e lui me l'ha tradotta, quindi qualche parola ho saltato, quindi ciao Dennis. Poi al finale era tutto perché sapete che il traduttore non va sempre bene al 100%, ci sta sempre qualche parola che non riesce a tradurre bene. Quindi poi siccome ho amici che sono arabi, allora ho mandato questa frase e lui me l'ha tradotta, quindi anche WhatsApp è una cosa buona, quindi ho amici diciamo islamici e ho girato quasi mezzo mondo, quindi quando incappo in qualche lingua un po' difficile, mando qualche me la traducono, quindi in russo, in ucraino, in rumeno, polacco, quindi diciamo quando incappo in qualche cosa che non riesco ad uscire, ho amici russi, arabi, quindi me la fanno loro la traduzione, perché ripeto, il traduttore non è preciso, perché salta qualche cosa, cioè se metti pure il russo, vuoi tradurlo, ti darà sempre qualche parola che non è quella lì. Quindi diciamo hai bisogno di qualcuno che lo sappia veramente. E così ho fatto con questo qui, perché era in arabo, quindi l'ho dovuto tradurre. Bravo, bravo, serve per mandare foto di torta. Tu finisci tu sti torte. Ogni giorno mi minacciano con una torta su WhatsApp a me, quindi ogni giorno vengo minacciato da una certa persona con torta e cioccolato. Non facciamo nome, avvocato.
quindi e fissi 5 giorni, torta come è e tazza di cioccolato, quindi è proprio una tortura. Sì, Ariel, puntualmente Avvocatella mi manda... Allora, no, vedi, perciò il mondo è vario, no? Io mo non tutti quanti tengono il mio numero di cellulare, poche persone ce l'hanno, Avvocatella ce l'ha, altre persone pure ce l'hanno, diciamo, a parte che poi l'ho dato pubblico, quindi non è che sia difficile, eh. Quindi, allora, qualcuno mi manda, diciamo, fantasmi, qualche cosa di mistero. Avvocatella puntualmente mi manda qualcosa da mangiare, tipo pizza. Oggi mi sono 2 giorni che si è fissato per la torta e per la cioccolata, quindi oggi è il secondo giorno consecutivo. No, no, tu ne approfitti per mangiare un dolce la cosa, quindi mi mandi la foto e poi dici, vabbè, adesso sta qua, che fanno? Già mangiamo? E puntualmente. E in effetti è una storia di una persona araba che, come forse tutti quanti noi piace il soprannaturale, va girando edifici abbandonati e stavolta gli è andata male. Diciamo che ha trovato un poltergeist o spirito, fantasma che sia, molto arrabbiato, quindi si è messo molto paura e ha incominciato a fare una preghiera di liberazione, diciamo nella sua lingua, quindi in arabo, quindi rivolgendosi in nome di Allah, cercando di farlo smettere, cosa che non ha fatto perché il poltergeist in effetti ha continuato, quindi se n'è andato lui per disperazione, ma il poltergeist non se n'è andato. Quindi un video di breve durata, però vedete la roba che arriva da tutti i lati, quindi questo poi e si vede che è girato a livello amatoriale, quindi non credo ci siano manipolazioni, però io dopo lo metto nei link e poi commentate stesso voi, quindi diciamo è un po' strano, quindi è in arabo ragazzi, quindi guardate le immagini perché non si capisce, quindi stava lui e l'amico registrava, stava dietro di lui, stavano in due di loro, quello di dietro registra solo. Sì, solo che la peggior parte l'ha presa lui che stava avanti. Quindi gli è arrivata due secchi, poi una sedia, diciamo, porte che tremavano ma fortemente, poi ha aperto subito la porta questo e non ci stava niente dietro, cioè qualcuno muoveva quella porta perché si muoveva proprio forte. Quando lui ha aperto non ci stava nulla, secchi per terra, spazzatura, quindi perché è un luogo abbandonato a finale. Quindi poi è ripresa tutta la stanza e non ci stava solo spazzatura, niente più. Vabbè, comunque ragazzi, vi auguro buona serata. Adesso è tempo di elaborare il video e metto nei commenti, metto questo video. Guardatelo e dite la vostra. Secondo me non ci dovrebbero essere manipolazioni, quindi ci sentiamo dopo. Guardatelo, non è che è pauroso proprio. Vedete secchi che volano, porte che si muovono. Non è proprio spaventoso. Spaventoso per chi ci stava forse, ma non per noi che lo guardiamo diciamo in terza persona, quindi vederlo così eppure dici in culo, se io stevi là, se stavo io là, io facevo i chilometri ragazzi, quindi io scomparivo subito. A parte che già quel luogo dove è andato lui, io non ci andavo, quindi già non ero tanto pazzo da andare lì, quindi vabbè, ripeto, questo lo fa proprio... Sì, sì, in arabo, io adesso te lo metto, quando sentirai la preghiera, la senti in arabo, quindi io ho fatto la traduzione, diciamo, purtroppo grazie a un'amica, però è in arabo, ragazzi, quindi guardatelo. Tanto sono le immagini che dovete vedere, ragazzi, quindi vedete i secchi che arrivano, lui che prega, porte che si muovono, sbattono, tende che si muovono da solo, quindi dovete guardare le immagini, anche se la lingua è araba, ragazzi. Vabbè, ci sentiamo dopo, lascio il link nei commenti e così dite voi com'era secondo voi. Ciao a tutti, ciao Avvocatella, ciao Ariel, ciao a tutti.